come ci si sente? Bene, perché dovrei sentirmi come? Insomma, voglio dire, ci passa da Palazzo Balbi a Palazzo Ferrofini. Ma questo è un bel segnale, no? Bisogna anche, come si può dire, lasciare spazio ovviamente alla democrazia che prevede che ogni tanto si facciano anche le elezioni, visto considerato che qualcuno sosteneva che qua non si facessero mai le elezioni. E del resto oggi c'è una bella esperienza che è quella di provare a fare anche, diciamo, quella parte legislativa che prima non facevo, perché ricordo che il consigliere regionale, ricordiamo i cittadini, fa le leggi che poi vengono poi gestite dalla regione. Passo spedito, pronto per la foto di rito e la burocrazia, anche se è difficile, cerca di mischiarsi ai nuovi consiglieri, ma il consigliere regionale Luca Zaia ancora viene chiamato da tutti presidente. Buonasera. Buonasera Presidente. L'arrivo di Zaia a Palazzo Balbi segue quello di tanti ex assessori della sua giunta, tanti quelli che sanno già di rimanere consiglieri come Roberto Marcato e Cristiano Corazzari. Non ne ho la più pallida idea, mi auguro solo che siano nomi all'altezza delle aspettative dei veneti e che Alberto non si faccia condizionare da destra a sinistra, ma faccia delle scelte solo per i veneti. Per me sarà l'occasione per approfondire le tematiche legate al territorio, con particolare riferimento al mio territorio di provenienza, il Polesine, che saranno dibattute e decise nell'interno delle varie commissioni. Penso a temi importantissimi come la sanità e il sociale. I nomi del Toto Giunta impazzano, i rumors che si fanno insistenti sembrano confermare un tecnico alla sanità, mentre tra i quasi certi c'è Valeria Mantovan di Fratelli d'Italia, l'istruzione e lavoro. Poi decideranno le segreterie in comune accordo col Presidente, però già è una grande emozione oggi essere qui perché io sono stata nominata un anno fa in giunta e entrare qui da eletta prima in consiglio e poi insomma staremo a vedere, è davvero una grande emozione. Anche il veneziano Francesco Calzavara è dato tra i papabili in giunta. Siamo tranquilli. Sta decidendo Stefani? Io credo di sì, insomma, mi pare di capire che lunedì c'è il Consiglio, credo che sarebbe giusto arrivare in Consiglio regionale anche con la nuova giunta. Il suo nome però insieme a quello di Valeria Mantovan è quello dato tra i più papabili per un rientro a Palazzo Balbi. Appunto, di solito si entra a Papa e si esce qualcos'altro. Nomi che si rincorrono come quello di Sonia Brescaccin, Filippo Giacinti e Dario Bond, a svelarlo il presidente Alberto Stefani, forse già nelle prossime ore, entro lunedì sicuramente, prima della prima seduta del Consiglio regionale.